Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. E ven battute malmenate col mani di un scovacere in tant che l'uomo le in bagna lavassi dal sangue al clame la polizia. Alle succeduta a Udin con une femmine kosovane vittime des violencis dall'uomo che ieri vade a clamare. A Epuarte si sono presentati due agenti de questure che in te abitazione ha inchiatato anche un neonate che in maniere fortunate e dormive e ieri dal tutto ignorante des violencis patidis de mare. L'uomo si era maglato di une lunghe schirie di episodi di violenze, sia di fisiche che psicologiche, e per questo è stato arrestato con la proibizione di svicinarsi a femmine e a figlie che sono stati sportati in une strutture protette. Ieri Daur ha partecipato a una riunione in videoconferenza quando si è sentito male e alle morte. A acclamare i soccorsi sono stati i colleghi, collegati di ogni parte d'Italia che hanno intrecciato il centro di Sevot alle ultime residenze conosciute dall'uomo a Cividad. I sanitari però, arrivati alle abitazioni, si sono inchiatati denanti i genitori che hanno dirottati a Udin. Magari così no, però Palom, dome di 32 anni, non è stato nulla di fa. Il personale delle prime ambulanze è arrestato con i genitori dal Zovin assistenti. Un frutto di designs ha accusato un mal in tant cagliere da ora viaggiare sul tren regionale diretto a Udin di Vignesie. A clamare i soccorsi all'estate il personale dal tren insieme a FAME dal frutto. I sanitari, intervenuti in stazione udinese, hanno portato il Zovin in ospedale in codice rosso ma in condizioni stabili. A son cresciuti dal 64% dome in tune settimane i casi di Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, a riferirlo a la Fondazione Gimbe, che ha sottolineato che sedi incresciuti anche i ricovers, sedi in terapie intensive che intessare i medici. Superiore alle medie italiane, il dato Furlan con l'aumento nazionale che si è fermata al 52%. In tesori spassati, in nostra regione, si sono passati 500.000 casi positivi dal principio della pandemia. A voi sono voti pazienti ricoverati in terapie intensive, intanto che lassù ad usinte sedis il numero dei pazienti intessare i medici. Grau al pues svantà la scuvierte di dos novis naf romans chiatadis fur dai carabiniers dal nucleo tutele patrimoni cultural dutun a sovrintendenze archeologiche dal Friuli Venezia Giulia. Lis dos nas con ogni probabilità diretti a Aquile, a saresti datati intorno al primo secolo in denan Christ. Desbarchis arreste dal sigur dome che la struttura, anche se in qualche caso si è arrivati anche a individuare anforis anche mo interis. Questi scuviertis eccezionali, alla sottolineati il rettore dell'Università di Udin, Roberto Pinton, a confermin la ricerca culturale straordinaria dal Friuli Venezia Giulia. Spilimberg ha ospitato la 99ª edizione dal Congresso de Società Filologiche Furlane con un sior calendari di avvenimenti. È un momento particolare per la nostra società filologica furlane che tassi per il congresso sociale che è la manifestazione principale nostra. In questa occasione ho il piacere di tornare per quarte volte a Spilimberg. La ultima è stata dall'84 che è stato il gran congresso di novella Cantalupi e in che volte passano il testimoni per una nuova riflessione sull'ambiente, sulla cultura e sulla storia dell'arte, sulle personalità che hanno fatto grande queste città dal nostro Friuli. Ho avuto dunque l'occasione di ascoltare relazioni sull'aspetto storico e artistico della città, sulle persone e la presentazione di un grande numero unico vincolato di Gianni Poledani e di Marco Salvaroni.
Una giornata importante per Spilimberg, il congresso della filologica, la presentazione del numero unico. Per Spilimberg il Furlan è sicuramente un madonna importante della sua cultura, della sua tradizione, e la città che sta sul Tilimento, una simbolica congiunzione anche con la capitale del Friuli, Udin, la sua provincia e i suoi territori. E da questo punto di vista è una sorta di paradigma in tutto il mondo con la nostra lingua e i nostri valori. Il Nobel per letteratura 2022 è stata assegnata a Annie Ernaux, scrittore francese di 82 anni, premiata per il cure la cutece cliniche che la panduli l'idris, i straneamenze, i vincoli collettivi de memorie personali. Ernaux in tal 2018 aveva vinciuto il premio Hemingway a Lignan per sezione letterature in te edizione che gli è stata dedicata a Pierluigi Cappello. E come spazi alle rubriche Novis dal Mondo. Puntate di Novis dal Mondo dedicate dal Dutta e Argentine, scomincin col Fogolar Furlan di Tandil, che dopo i 2 anni di pandemia è tornato a attività regolari col Gustà Social Furlan, polente con gli sverzis e muset i Platz Fuarz insieme al Tiramisù. Fondamentali le anche il Fogolar Furlan di Mar dal Plata che hanno prata tandili lor cogos. I soci più anzians hanno chiantato steluti alpini, se OCBL ci stiela Udin, Fuarte Cian, il Leam tra il Friul, Vignesi e Giulie e l'is Novis Generations. L'anno prossimo il Fogolar Furlan alfasarà i suoi prims 40 anni di vite e è in corso la organizzazione per celebrare il traguardo. Anche la famiglia furlane di Avejaneda si è data ad un che è indrecciata per celebrare i 52 anni di fondazione. Due i grandi avvenimenti organizzati in tal corso di Casa Aperta. Il primo, un avvenimento enogastronomico, è stato organizzato a Evilie de Ricorrenze, intanto che il secondo è state una mostra delle varie attività che il Centro Furlan all'uffris e all'organizza. Lis salis e lis aulis sono diventati un percorso culturale per far conoscere i lavori dal laboratorio des tradizioni furlanis, la chorale dai fruz e dai zovins e dal gruppo di danze. I fruz in tal dopo di misdì hanno lavorato a realizzazione dai mosaici, intanto che ai sfameis e ai amis sono stati uffierz i crostui. E per queste sere alle 2 Novis al torne domani sempre alle stesse ore. Buone serate, mandi!